Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui nel video post partita di Brescia-Cagliari, finita con il risultato di 2-2. Allora, scusate, prima che il video cominci ci tenevo a fare un annuncio. Allora, purtroppo c'è un nostro amico, un nostro fratello rossoblù, che purtroppo non vive una condizione ottima, diciamo così, per quanto riguarda il livello lavorativo e mi è stato chiesto da Nicola, Gratinata Rossoblù su YouTube, di poter fare questo avviso. Chiunque avesse la possibilità di assumere questo individuo mandasse una mail all'indirizzo che trovate qua in descrizione, è la prima cosa che vedrete nella descrizione. Chiunque ha la possibilità di dare anche un piccolo impiego, comunque un qualcosa che gli permetta di poter vivere, mi raccomando, mandasse una mail all'indirizzo che trovate qua sotto in descrizione, perché è veramente importante, ragazzi. Veramente, se possiamo, dato che noi siamo un popolo fraterno, mi raccomando, cerchiamo di dare una mano a questa persona perché ne ha veramente tanto bisogno. Allora, fatto l'annuncio, non ci siamo. Abbiamo pareggiato, ma non ci siamo. Un 2-2 che non rende contente nessuna delle due squadre. Abbiamo pareggiato contro una squadra nettamente inferiore. Non me ne vogliono i tifosi del Brescia, ma ed è così. Abbiamo pareggiato contro una squadra nettamente inferiore. NCS, NCS, non ci siamo. Non ci siamo. Tra l'altro bellissimo il gol di Torregrossa, perché c'è da dirlo, veramente molto molto bello, ma oggi contava solo vincere. Oggi contava solo e soltanto vincere. Non si può, non si può. Anche perché la prossima tu la giochi contro l'Inter. E io voglio vedere che cazzo fai. Voglio proprio vedere che cazzo fai contro l'Inter. NCS. Non lo so. Per lunghi tratti della partita mi è sembrato come se il Cagliari non si dovesse muovere. Perché i giocatori del Brescia erano troppo fluidi nei movimenti, si inserivano proprio che era una meraviglia, come il coltello sul burro, no? Scivolavano via che era una meraviglia. E quando i terzini o centrocampisti andavano ad avanzare per pressare il portatore, si creavano certi buchi che il Brescia proprio ne approfittava che era una meraviglia. Vabbè. Sul primo gol, tra l'altro, secondo me il colpevole, non l'avrei mai detto, è Olsen, perché secondo me lì non puoi rimanere fermo, non puoi proprio rimanere fermo. Non lo so, non ho visto segnali di ripresa. Sì, abbiamo fatto due gol, ma il primo gol, ok, bene, veniva da un'azione, cross de Nandez e tutto quanto, ma il secondo è stato un episodio che penso non ricapiterà mai più perché te devi di culo per ricapitare una cosa del genere. Un errore allucinante tra Romulo e Tonali e sinceramente non so quanto, se effettivamente avremmo pareggiato se non ci fosse stato l'episodio. Sono abbastanza sicuro che non avremmo pareggiato qualora non ci fosse stato il rigore. Pareggio amaro, perché anche con Simeone nel primo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa. È stato bravo Joronen a pararla, probabile, però secondo me lì è stato Simeone che non è riuscito a piazzarla benissimo. Tra l'altro Simeone ha avuto più di un'occasione nel primo tempo, come ce l'ha avuta Nainggolan nel secondo tempo con quel tiro sul primo palo. Era giusto a rigor di logica tirare sul primo, però era effettivamente ben piazzato il portiere lì, serviva forse un po' più di potenza, non lo so.
sto incominciando a rassegnarmi. Sto incominciando veramente a capire che forse il fatto che sia l'anno del centenario, il fatto che festeggiamo i 50 anni dello scudetto non significhi un cazzo. Siamo arrivati a 30 punti, però abbiamo un filotto di squadre a 28 e altre che stanno comunque dietro l'angolo, quindi veramente bisognava soltanto vincere, ma soprattutto convincere. Vincere e convincere. Maran non ha fatto questo oggi, anche oggi. Poi mi potete dire non è solo colpa di Maran, ma assolutamente sono il primo ad ammetterlo che non è solo colpa di Maran. Però in questi casi non puoi cacciare via 22 giocatori. E a proposito di cacciare via, siamo al 19 di gennaio. 19 gennaio. Quando vogliamo cominciare a fare mercato? No, sai com'è? Perché serve almeno un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista centrale e un attaccante. Almeno. Servono almeno questi. Stiamo al 19 gennaio. Io direi che forse è il caso di darsi una mossa, eh? Vedremo che potremo fare. Vediamo quello che possiamo fare. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!